più di uriva, e non sapevo la là, più di uriva, signor c'è veno di fa, veno di là, scugni schiampà, chiare ne mai abbandonà, veno di là, o platasica, mettisi in white e spetà, e sogni mos di sotto c'è, e sogni mos in plan di me, non le buite di tantanà, alle di bamba ci la, bombe la strada e bombe la planure, di voi ne mai sbandà, soldà se pure. Chissà se si arriverà, chissà qual cazzo starà, piade anche di voi, di noi, di Rio e di Vene, scaturite tanche chiang, insomma la cleve. Chissà se si tornerà, chissà che sono restati a aspettare. Invece all'Ercara Friddi durante le occupazioni agrarie. E mio nonno, il nonno siciliano, era un ferroviere socialista che invece nel 25 del secolo scorso perse il lavoro perché era antifascista. E quindi credo che ci sia un po', insomma, no? Un collante. E allora quando l'altro maestro, ovviamente, il patronus di questa manifestazione mi ha chiesto vieni a dire qualcosa, ho detto di sì sicuramente, ma non sapevo di che cosa parlare, perché ovviamente di fronte a un Moloch come Furio Bianco, che mi ha fatto anche un esame all'università, che ho superato, per fortuna, parlare della Zoiba Grassa no, mi vergognerei. Però, visto che ho la fortuna di passare molto del mio tempo in quello scrigno di memoria che è la Biblioteca Guarneriana, e dentro la Biblioteca Guarneriana ci sono 2/3 di memorie ancora inesplorate, nelle pieghe tra manoscritti, faldoni, processi, inquisizioni, è venuta anche fuori una cosa che è curiosa e che condivido con voi per un pezzettino però, perché altrimenti facciamo notte. Chissà se magari un giorno il Passo Doble e Catine vorranno giocare con me mettendola in scena tutta, perché è una via crucis eretica in diverse stazioni, messa insieme da una specie di giullare, è in lingua friulana, mi dispiace poi in caso do lezioni private in caso c'è la traduttrice ufficiale viene pagata con soppressa e soppressata per mettere insieme le due cose. È una via eretica, una via crucis eretica di un tale che è curioso perché a Furlan il nome è Pietro Budello, però c'è negli anni 60 nella Jugoslavia dell'epoca un grande intellettuale che si chiamava Miroslav Krleja scrisse le ballate di Petrica Kerempuch, che era un giullare del 1500 che visse nella zona di Zagabria. Se andate nel mercato all'aperto di Zagabria vedete ancora la sua statua, la statua in bronzo con una specie di gusla in mano, per cui richiama anche i musicisti. Ed è curioso che Petrica Kerempuch, tradotto dal croato, vuol dire proprio Pieri Budien in friulano, quindi sarebbe anche interessante capire che cosa possa significare. Allora, intanto io cerco di leggervi qual è vediamo un po' se la trovo, l'albero genealogico che lui dice di se stesso, che è piuttosto spassoso. Scusate che lo cerco e lo trovo subito. È molto scompaginato, è molto irriverente nei confronti di ogni tipo di potere. Allora, scusate un attimo. Questa è la stazio quinta di questa via Crucis Eretica e il sottotitolo in latino è Genealogia Latronum Sive Arbul Genealogic di Pieri, quindi genealogia dei latroni, dei briganti, ovvero l'albero genealogico di Pieri. E lui comincia dicendo così: Sghiarnassie di antighe lidris, preseade famee di Paris e Fiis. Nella sua genealogia mette come primo antenato Cain il primo. Sclet come un Raf, al batè di Sante Raison che il coglion di Sofradi, in tal nom sacrosant dal plus di tutti i rivieri, che dai brus, intelligenz, quintri i cagons, stupis ma viei. Primo omicidio della storia.
Il secondo antenato che lui mette nella sua genealogia è Onan, sappiamo bene. Onan, dovrei anche mimare, braure di man, al Gioldeve di Besol, in Taitiams, svindicant il diritto di saper contentarsi, chi si accontenta gode d'altronde si dice, contentarsi delle proprie semence, a dispiet dall'articolo de legge di Mosè, cence spose vedran al combinave par sé, Onan. E poi il terzo è Esaù, Benedet Esaù, che rinuncia all'onore dal suo nome per un plat di fasui, in realtà sarebbe stato di lenticchie, però per il poeta vernacolare è di fagioli. Bulo, al dimostra che un poc che titul minchion e chiere ereditade no valin la soddisfazione di una grande pedeade. E continua, Giuda, le sue passioni di tirar su il tocchio dal plat di Cheiatris, ricognos le soande tal sang de me vene, 30-40 ans, par un Christ, giuste un gir di tais, cui emis, neanche il conte de ultime cene, niente, peccatum veniale rispetto a quello che viene compiuto dai rappresentanti della Chiesa. Considerate che al coste ogni dì il tradiment riservato alla croce dai curiai, che a squindin il cur di une bestie, ci va giù in maniera pesante, Cosa volete che abbia fatto Giuda rispetto ai curiali che nascondono il cuore di una bestia sotto dall'aur dai loro piviai, sotto l'oro dei loro piviali. E poi finisce con l'ultima stanza dicendo no conti nessun sant in paradiso, ovviamente, né un barbe vescul o une agne badesse, nessun antenat se pulit cu le messe, dome une muinie tal convent di cividat, di nuvice a elemosinave ai pellegrins le soffrice, ma doventade priore dal sacri cur e ha fatto voto di castità, dan vie nome il cur, che è tremenda, è terribile, e questa è ovviamente la vita di Pieri Budiel. Ve ne condivido ancora una e poi lascio il posto agli altri. Vediamo, devo decidere. Scusate, a tutte le madri. L'altro giorno a scuola facevo vedere l'immagine di una donna che corre su di un cumulo di macerie. E poi ho chiesto alle mie ragazze e ai miei ragazzi se sapevano dirmi se fosse per caso palestinese o israeliana, se fosse del Donbass, russofono o ucraino. Era soltanto una madre che correva con un bambino insanguinato in braccio. E mi viene da pensare a tutte le madri che sono pietà dolorose, no? Sotto le croci più o meno sante o più o meno laiche, dalla Maddalena fino ad arrivare alla madre di Pasolini. E in questo richiama un po'. Stazio quarta, Mater Dolorosa. Anche la madre di Giulio. Certamente, con tutti i dolori del mondo dipinti sulla faccia, certamente. Mari, tu Marie me Mari more, di marum martiel calmene, mot d'amor su chist morar amar, cal muart come le muart di mezza muart. Mari, insignide, sot dal tossial neri, mari dal mat, mari di pieri, in bacuchide di peccios, donne mari zigane che tu zighis par me, cum me, quintri di me, sulle muse scure, tu in me, nanti che io fossi un cristat di len crevate clauze sclesis, chiar di becchiarie in croce pardutis l'isglesis, e io chioc come un cius ogni ignotto, voi ignottolandi ignotul, un gnonio cence destin, e tu che berlant, giave, diambe vierte su di un letto insanganat di blave, e voi voltas, la bave, quanche tu mi has fat, tu speravis di ve un fi san contadin, o mior un fari, fuart, un marangon, bulo e bon, cence mai di un et, tant che Usef il Nazaret,
un minchion di garzoni in te botteghe dal paron, magari di spezial, o un becchiar, ros di salut come un demal, a squartat ripi spalmartiat, ti lave ben anche un soldat, plen di medai, in parade, con le picche, il gagliardet, le barrette fracade, un pizzighet parfin, ongulis neris, puce di muart, dut, fur che Pieri Bugliel, cantor Stuart. E quanche le comari ti cavalcava il panzon, tu come vacchia in testale, tu mi has dat raison, cagat sul stramp, un voluc di sang, mierde, snacai, trat di un'evosade di bestie, mari. Sburtat a fuarce in chist mont, tirat pai pis, è atroce. Andrebbe umettata con la grappa la pagina, no? Tirat pai pis, bagnat e ont come un vidiel jenfri dai vis, sulle gobe segnat fin de prime ore il mio destin, che il di essi stuart fi di puttane bastarde clandestine, maschlet, sacerdos verbi veri, come un clap tirat dal veri, che la veretat la siglot dal bas, gustan le culetiere, il rest a suo nome fu finis, di chei che fas in paz e guerre, riveris dal popul, di quanto al cric il di, fin a sozzere. Per tutte le madri, grazie. Grazie. Grazie infinite. Grazie. Angelo Di Piano fare quella borsa quella bianca. Io ho istituito un premio molto semplice, molto simbolico, e l'ho conferito al professor Daronco, che era un grosso studioso, un grosso difensore del Friuli, una persona davvero dignitosa e importante, che purtroppo è mancato. A furor di popolo, quest'anno si rinnova il premio, e il premio è conferito al qui presente professore. È l'opera di uno scultore di Forni di Sopra, Chad, e lo do veramente di cuore a te. Grazie infinite. Grazie per essere venuto.